Anni praticamente che questa zona era presidiata da questi personaggi. Giù c'erano sempre un mucchio di siringhe e non solo di giorno ma anche di notte. Sì, che qua i residenti che abitavano le case qui vicine proprio perché non sono neanche tanto taciturni, fanno baldoria di notte. Per questo, stanchi ed esasperati, i residenti del condominio Fabio in via Fellisati, una laterale di via Piave a Mestre, sono stati costretti a erigere un cancello per riuscire ad accedere ai loro garage senza ritrovarsi in mezzo a siringhe, ubriachi e tossicodipendenti a ogni ora del giorno e della notte. Questo cancello se non meno li salvaguardia da queste incursioni. Difatti qui adesso la zona è più pulita, anche se stazionano nella via Fellisati qui davanti. Ma il problema si ripresenta anche all'ingresso principale del condominio. C'è uno spazio al coperto, lì stazionano qualche volta anche di giorno, ma soprattutto di notte, e naturalmente per il disturbo che danno a questi residenti, che è un palazzo abbastanza noto qui a Mestre. Lì dove ci sono le cassette della posta, lì è sempre presidiato. Per terra ci si trova di tutto, al mattino c'è sempre di tutto e di più. Poi un'altra cosa, il cancello diciamo, che abbiamo visto adesso in via Salettuol, qui a Mestre in via Fiume, a 50 metri lo stesso da via Piave, c'è un altro scivolo di garage sotterranei ai quali hanno messo un cancellone anche loro davanti, non una struttura così alta, ma l'hanno proprio chiuso definitivamente. C'è chi addirittura posiziona lastre di ferro dentellate per impedire i bivacchi. Ognuno cerca di fare qualcosa, penso che sia l'unica soluzione per il momento, momentanea, perché la gente non stazioni dentro questi luoghi.